sconosce, qui si parla che siamo a Villarosa. Ora apriamo veramente il formaggio stagionato il pecorino, diciamo nostrano, villarosano, perché Paolo pure è una persona brava e buona, in cui ha molto collegamento delle aziende pure dove hanno, certo, diciamo, siamo tutti artigiani. tutti dove sono l'artigiano. Ora lui mi fa vedere, questo è il pecorino Picciotti, stagionato, allora stagionato da 12 mesi diciamo, Sì. però possiamo averlo pure da 2 anni. Ora facciamo la prova. Allora, io, vabbè, già lo saccio perché aiuta stato, per mondo sconosce Picciotti, questo è stagionato di il pecorino, diciamo, formaggio pecorino di pecora da 12 mesi, però si può avere, come mi ha detto, pure da 2 anni Anche stagionato, per 24 mesi. fino a 24 mesi, perché ci sono persone che chiedono più stagionato è, più meglio è. Allora oggi perché sogno qua Picciotti, perché certuni mi pigliavano per una persona, diciamo, che magari io dicessi il falso. Io per le cose, diciamo, siciliane, a prescindere Paolo, che è un grandissimo amico, per tutti i siciliani che si sbrazzano le mani e hanno, diciamo, la volontà di incrementare dei prodotti siciliani, io sono orgoglioso e di rappresentare